Sardegna, un'isola da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. È forse la più antica forma di lotta sportiva, così come testimoniano i bronzi dei lottatori di Uta, risalenti al periodo nuragico. È una forma di competizione che dimostra la forza, il coraggio e la lealtà. Insegna il rispetto severo delle regole. In questa puntata parliamo di Sistrumpa e ci trasferiamo idealmente a Ollolai, la capitale dell'antica Barbagia. Sistrumpa viene paragonata alla lotta greco-romana e si praticava durante le feste rurali, le cerimonie religiose, le fiere di bestiame o durante i rituali agricoli e pastorali come la mietitura, la trebbiatura e la tosatura del bestiame. I guerradores o i strumpadores si stringevano nelle terribili prese, cercando di sbilanciare l'avversario per poi farlo cadere a terra. Il Strumpa è un'antica lotta della Sardegna, in passato si praticava in tutta la Sardegna, in questi ultimi anni diciamo che Ollolai si è presa la briga di salvare questo bene culturale, perché è un bene culturale che appartiene comunque a tutta la Sardegna. È da oltre 30 anni che Ollolai ha costituito una federazione appositamente per la salvaguardia degli Strumpa e che organizza campionati e siamo presenti ormai in tutto il panorama europeo. Nel 1997 Sistrumpa ottiene il riconoscimento dal CONI, diventando così uno sport vero e proprio. Da allora è presente nei tornei regionali, nazionali e internazionali. Partecipiamo anche a dei campionati che vengono svolti in tutta l'Europa. C'è una federazione europea che si chiama FILC, Federazione Internazionale di Lotte Celtiche, e Sistrumpa è inserita in quel calderone. In quanto Sistrumpa è una lotta molto simile alla lotta scozzese, inglese, e anche poi viene catalogata insieme alle lotte celtiche, perché che forse gli inglesi hanno avuto più manforte nel sostenere questa teoria, anche se noi sappiamo benissimo che Sistrumpa, questo tipo di lotta, fa parte più del bacino del Mediterraneo. Oggi come oggi, con le nozioni che abbiamo, possiamo dire che Sistrumpa come tipo di lotta è presente in un territorio vastissimo, non solo europeo, ma anche nordafricano, anche nei paesi arabi. È un tipo di lotta che viene associata a un benestare fisico, che appunto oggi questo benestare fisico dei ragazzi viene messo e praticato soprattutto all'interno delle palestre, mentre in passato la vita agropastorale di un giovane pastore appunto era il lavoro quotidiano che temprava e rendeva un fisico molto più energico e abile nel praticare gli strumpi. Comunque Sistrumpa è un corpo a corpo tra due guerradores, così vengono chiamati i praticanti della lotta, guerradores, perché è considerata una guerra, a guerrara Sistrumpa, namos i sardi. Anche se c'è questo binomio tra guerra e gioco. Da un abbraccio iniziale, una stretta di mano che è il simbolo della lealtà, del combattimento leale tra i due guerradores, si passa alla proiezione a terra. Si cerca di atterrare l'avversario senza infierire colpi e senza mollare la presa, ma semplicemente un atterramento. Dico semplicemente, è una cosa molto difficile perché l'avversario non è mai disposto a farsi mettere le spalle a terra. Ci sono diverse tecniche principali di Sistrumpa, quelle storiche, tipo sinucro da ora, saghettada e sanca, ammolinadura, ammesomolinata. Queste sono terminologie che fanno parte di quel bagaglio culturale che Sistrumpa. Storicamente anche il linguaggio delle tecniche è giusto che vengano menzionate in dialetto, in lingua originale. Sistrumpa oggi viene praticata a livello locale, qui a Ollolai nel nostro campionato. Poi abbiamo altre entità appendici della Federazione di Strumpa come Villa Grande e altri paesi come Nuoro e altri paesi dove la praticano. Comunque siamo in una fase di stasi, in quanto Sistrumpa nei decenni scorsi
ha avuto un po' più di successo e c'erano altri 6, 7, 8 paesi che praticavano di strumpa, come Dorgali, Oliena, Nuoro, Lanusei, Villagrande, insomma una serie di paesi che oggi o per un motivo o per l'altro hanno un po' così mollato la presa, nel senso che il strumpa si sta riducendo a un fulcro, quello che era nativo, quello di Ollolai. Però oltre alla partecipazione locale, intendo regionale, abbiamo le partecipazioni dei campionati europei. L'ultimo campionato europeo che è stato fatto 2 anni fa in Austria, a Salisburgo. Poi abbiamo campionati, gli ultimi, la Bretagna, la Francia, poi l'Islanda. Insomma, ci sono quasi 18 nazioni, forse sì, 18 nazioni che fanno parte della Federazione Internazionale di Lotte Celtiche e noi siamo inseriti in quella federazione lì e ogni 2 anni siamo chiamati a svolgere un campionato, veramente ogni anno, perché facciamo un anno di campionato senior e un anno campionato juniores. Negli juniores abbiamo avuto la fortuna di partecipare solo 3 anni fa a Brest. Salvatore Niffoi nella Vedova Scalza scrive: alle strumpe a cavallo non lo fricava nessuno, si batteva a torso nudo e cavalcava a pelo, attaccato all'animale come un'irichine, una seconda pelle. Con questo passo di Salvatore Niffoi chiudiamo così la nostra puntata. Io vi aspetto sabato prossimo con Sardegna da mare e ricordatevi sempre che chi ama la Sardegna viaggia con noi, viaggia con Sardegna Live.